Te ne vai? Sì. A dove? A Gaeta. A Gaeta. A fa che? A difendere un re. Nanninella malafemmina abbassò gli occhi e sollevò le dita a sfiorare i bottoni dorati della tunica grigio-azzurra indossata dal soldato di truppa Pietro Daniele. Era l'uniforme nuova del Reale Esercito, della quale tanto andava fiero. Lei invece preferiva la dismessa giamberga blu con le falde, perché le pareva più nobile, più importante. Tornò a sollevare lo sguardo in quello di lui e supplicò: «Portami con te». Pietro rise. «Nannine, t'avessa vuole male assai, poi te portà con me. Vado a fare la guerra, lo sai? Non è una camminata a basciocchiaia». A basciocchiaia. Nanninella ripensò alle parole che sempre le diceva la signora. «Picciare, non ci metterò pensiero», l'ammonì. «Chi sale qua sopra difficilmente scende per andarsi a sposare in chiesa. Certamente che può capitare a qualche mala femmina dei bordelli lussuosi di Chiaia, ma a noi che siamo puttane qualunque coppa duchesca, chi vuoi che ci viene a sposare? Questi soldati che passano per di qua promettono, ma non mantengono mai. Tienilo a mente». Il soldato di truppa Pietro Daniele aveva promesso più e più volte, infatti. «Perché te ne vai? Rimani a Napoli, che te importa tu re?» Il soldato Pietro Daniele si fece serio. «Nannina è pazzia. Franceschiello è il nostro re. Non lo possiamo tradire e non lo possiamo abbandonare.